Buongiorno, ben trovati telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questo venerdì 12 giugno per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Vi dico già che vi daremo tutti gli aggiornamenti sul caso dell'attentato omicidio di Santa Giustina nel Bellunese, fra poco con Tiziana Bolognani. Un grosso incendio poi ci porterà a Grantorto nell'Alta Padovana, un incendio che si è sviluppato in un'azienda. Faremo il punto con Vanessa Banzato. C'è stata un'ampia mobilitazione di uomini e mezzi. Poi i temi della sicurezza a Vicenza ma anche a Conegliano. Oggi è la giornata dello sciopero delle polizie locali, ma il nostro racconto di giornata parte da Spinea che per una settimana ha cercato, ha sperato, ha pregato. Alla fine Mattia Testi, il 19enne per il quale si erano mobilitati in tanti, è stato ritrovato morto. Un tragico epilogo sul quale ci aggiorna la nostra Ilaria Marchiori, che si trova a Spinea con Sandro Ponchio per la parte tecnica. Buongiorno Ilaria. Buongiorno anche a te Cristian, buongiorno ai nostri telespettatori. Purtroppo questa è la notizia che non avremmo voluto dare. Il corpo di Mattia Testi è stato ritrovato ieri poco dopo le 19 qui nel parco di Via Bennati a Spinea, nei pressi di uno dei tralicci che vedete alle mie spalle, non accessibili, è un'area non accessibile ai frequentatori del parco. È stato il papà di Mattia a ritrovarlo, dopodiché ha immediatamente segnalato quello che era successo alle forze dell'ordine. Quando sono intervenuti sul posto si è sentito male, è stato anche assistito dagli infermieri e dei sanitari del SUEM che sono giunti sul posto qui poco dopo. Come hai annunciato anche tu, le ricerche di Mattia sono proseguite per giorni. Da circa una settimana, da quando è scomparso, era proprio qui in questo parco insieme a un amico. Avrebbero litigato, dopodiché in questo litigio si sarebbe anche rotto il suo cellulare, sarebbe stato lanciato, motivo per cui non riuscivano ad agganciare la cellula nei giorni successivi alla scomparsa. Abbiamo visto mobilitate le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, l'hanno cercato per giorni fino appunto poi alla tragica giornata di ieri, quando il papà di Mattia l'ha ritrovato. Il cordoglio da parte dell'amministrazione comunale di Spinea. Il sindaco Franco Bevilacqua ha espresso profondo dolore, ha detto: la comunità si stringe intorno alla famiglia di Mattia in questo momento di immenso dolore, esprime la propria più sincera vicinanza ai suoi cari. A nome dell'intera comunità di Spinea, ha detto ancora il sindaco Bevilacqua, esprimo il mio più profondo cordoglio per questa tragica notizia. Poco dopo sono arrivate naturalmente anche le dichiarazioni del sindaco di Venezia, della città metropolitana. Simone Venturini ha detto: a nome mio e di tutta la città metropolitana esprimo profondo cordoglio per questa terribile tragedia. La mia vicinanza va alla famiglia, agli amici e a tutta la comunità spinetense. Oggi è un giorno molto triste per tutta la città metropolitana. Ricordiamo che Mattia aveva solo 19 anni. Qui da Spinea è tutto, io restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori con Sandro Ponchio. Adesso nel Bellunese vi dicevo il caso del tentato omicidio. Ci sono gli aggiornamenti della nostra Tiziana Bolognani con Stefano Bozzi. Vi posso dire che la donna è ricoverata ancora precauzionalmente in terapia intensiva, in prognosi riservata all'ospedale Cafoncello di Treviso, ma Tiziana Bolognani con Stefano Bozzi ha raggiunto anche il questore di Belluno. Lei, la donna, è una poliziotta, il marito, che ora è indagato per tentato omicidio, un ex poliziotto. Facciamo il punto.
Siamo in questura con il questore di Belluno Roberto Della Rocca per fare il punto sul tentato omicidio che ha coinvolto ai noi due poliziotti, uno ex poliziotto e invece Silvia De Martin, che tuttora è in servizio all'ufficio di gabinetto della questura di Belluno. Signor Questore, è un fatto che ha sconvolto due comunità, l'abbiamo detto anche ieri, la comunità di Santa Giustina dove la coppia di coniugi vive con la figlia e la grande famiglia della Polizia di Stato. Le chiedo subito come sta Silvia De Martin. Allora, dopo un primo momento di incredulità e di sgomento emotivo che ci ha colto di sorpresa l'altro ieri, abbiamo recuperato un po' di energia anche all'interno della comunità, come l'ha chiamata lei, della nostra questura, di tutti i poliziotti della provincia. Sta meglio, adesso è in attesa ovviamente di ulteriori visite perché ha ricevuto 2 fendenti all'addome. Quello che stiamo recuperando è un po' una forza di unità fra tutti noi. Ringrazio anche il sindaco con cui mi sono sentito ieri di Santa Giustina, perché sono 2 comunità piccole ma a confronto. L'apprensione nostra era principalmente dovuta allo stato di salute e la famiglia della Polizia di Stato si sta stringendo adesso insieme per le 2 famiglie coinvolte e soprattutto per la figlia 20enne. Insomma, questo dobbiamo operare una sorta di vicinanza assoluta nei confronti di sta ragazza. Noi ieri abbiamo riferito che la questura di Belluno, la Polizia di Stato, ha messo a disposizione un servizio di aiuto psicologico per entrambi i nuclei familiari, è così? Sì, noi ci stiamo attivando, ho sentito il nostro servizio medico di Roma per attivare anche all'interno della questura un intervento di uno psicologo, per qualunque poliziotto o poliziotta che voglia fare 2 chiacchiere, perché ovviamente è un avvenimento grave che va elaborato, ma vanno trovate anche le contromisure per cercare di capire e di reagire da parte nostra. Signor Questore, noi abbiamo parlato diffusamente di quanto è accaduto quel drammatico pomeriggio ed è come dire, un evento che però per il titolo di reato, per il capo di imputazione che in questo momento viene ipotizzato dalla Procura di Belluno si differenzia dalle fattispecie previste dal Codice Rosso. Risulta anche a lei? Allora, io ovviamente non posso parlare dell'attività investigativa perché la Procura la sta gestendo, la sta coordinando con l'Arma dei Carabinieri, che fra l'altro ringrazio anche per la modalità con cui l'ha posta in essere, il rapporto che ha con noi. E noi apprendiamo appunto che il reato per cui si procede è il tentato omicidio, che come giustamente diceva lei inquadra il fatto in un ambito completamente diverso da quello che è invece un tentato femminicidio. Allora ringraziamo il questore di Belluno, questi gli aggiornamenti dell'ultima ora rispetto alle condizioni di salute di Silvia De Martin. Ricordiamo che Claudio Perot, anch'egli è ricoverato all'ospedale ed è in stato di arresto, piantonato dai carabinieri. L'evoluzione delle notizie le attendiamo per le prossime ore, anche con delle comunicazioni ufficiali che sono attese dalla Procura di Belluno. Grazie Tiziana Bolognani con Stefano Bozzi, sempre degli aggiornamenti dalla provincia di Belluno, perché è stata ritrovata ieri senza vita, ieri in serata, l'escursionista neozelandese cercata senza sosta in questi giorni in Valle di Serena, dopo che la 68enne non si era presentata nella struttura prenotata per la sera di martedì ad Alano di Piave, dove doveva pernottare conclusa la tappa del cammino retico. Il corpo della donna è stato recuperato ai piedi di un ripido pendio boscato a fianco del sentiero principale. La salma è stata imbarellata e issata a monte con manovre di corda per un centinaio di metri, trasportata la macchina e da lì al campo base per essere affidata al carro funebre. Secondo le prime ricostruzioni la 68enne potrebbe aver sbagliato sentiero seguendo a un bivio il tracciato errato finché non è scivolata
per un centinaio di metri. Alle ricerche hanno partecipato oltre 70 soccorritori fra soccorso alpino, guardia di finanza, vigili del fuoco con unità cinofile e anche i droni. Mi dicono sia pronta da Grantorto la nostra Vanessa Banzato con Andrea Benetti per la parte tecnica. Grantorto, un grosso incendio che ha coinvolto un'azienda. Ci racconta tutto Vanessa, buongiorno. Buongiorno a te Cristian, a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Ci troviamo proprio all'interno della Grand Place 2001 in viale Martiri della Libertà, proprio a Grantorto, dove ieri sera è divampato un pauroso incendio, fiamme alte, fumo nero, una colonna di fumo nero che si vedeva a chilometri di distanza. L'incendio è divampato all'esterno dell'azienda di materie plastiche. Con me il sindaco Cappellari, il sindaco di Grantorto, Fiorenzo Cappellari, e l'amministratore della Grand Place Mirko Pegoraro. Io partirei subito con il sindaco perché si è temuto il peggio per la struttura, ma si è temuto il peggio anche per una questione di possibile inquinamento ambientale, tanto che lei ha richiesto proprio di chiudere tutte le finestre e stare in casa. Sì, infatti ovviamente nel momento della concitazione le paure sono sempre tante, sicché abbiamo subito comunicato di chiudere tutti i serramenti di casa, poi nel giro di 40 minuti l'incendio era stato domato, però l'ARPA è uscita ieri sera per fare tutti quanti gli accertamenti, che li ha terminati stamattina, e sicché mi ha anche comunicato che sull'aria non c'è nessun problema, e voglio tranquillizzare la popolazione, non c'è nessun problema. E adesso stanno indagando sull'acqua, perché per le acque di scarico dei vigili del fuoco, ma anche lì sembra che il problema non esista, e quindi per fortuna è andato tutto bene, e io sono qui proprio per tranquillizzare la mia popolazione. Voglio anche sincerare sulle condizioni di questi due bravissimi operai di questa ditta, che uno ha già ripreso il lavoro e l'altro ormai è fuori osservazione, sicché neanche lì non c'è stato nessun problema. I danni si metteranno a posto come tutte le cose, e sicché è un ringraziamento veramente di cuore a tutti coloro che sono intervenuti, dai vigili del fuoco soprattutto, alla polizia locale, ai carabinieri, ai tecnici del mio comune, che hanno dato una mano per mettere in sicurezza l'area fino a ieri sera, fino alle 10:30 che siamo stati qui. Ecco. Sì, perché infatti due dipendenti, un operaio di 29 anni e un collega di 56, che sono state le prime persone che sono intervenute quando sono appunto scoppiate le fiamme, sono stati portati in ospedale in via precauzionale per capire se avevano respirato delle sostanze inquinanti. Fortunatamente abbiamo sentito anche dal sindaco, uno è già stato mandato a casa, insomma è già al lavoro. Mirko Pegoraro, tanta paura ieri, si è capito da cosa sia partito tutto? Sì, allora tanta paura certamente, la dinamica oggi non è chiara. Fortunatamente abbiamo delle persone all'interno attente, perché comunque l'incendio è divampato in un'area esterna, non un'area molto presidiata, e ci siamo accorti praticamente da subito, e tanto è vero che i primi soccorsi sono arrivati dagli operai interni, due dei quali hanno inalato un po' di fumo e quindi hanno avuto dei problemi respiratori, e poi i vigili del fuoco sono arrivati in maniera assolutamente tempestiva, sia da Cittadella che da Piazzola che da Vicenza, e hanno domato l'incendio veramente in pochi minuti, quindi è stato veramente una grande paura, ma fortunatamente è durata poco. Ecco, i vigili del fuoco stanno continuando anche da questa mattina presto a appunto spegnere all'interno di un silos, nello specifico all'esterno dell'azienda. Stanno cercando di smassare tutto il materiale contenuto che potrebbe continuare ad alimentare le fiamme, per mettere totalmente in sicurezza l'area. Io prima di continuare però chiederei alla regia di mandare in onda il servizio che ha realizzato la collega Marta Zatta, che va a riepilogare la vicenda accaduta ieri sera. Il fuoco divora 1000 metri quadrati di materiale plastico, 2 operai finiscono in ospedale e scatta una maxi operazione di soccorso. È lo scenario del vasto incendio divampato ieri sera a Grantorto, all'esterno di un'azienda del settore agricolo. L'emergenza è scattata intorno alle 19 all'esterno di un'azienda specializzata nella produzione di vasche e contenitori per l'agricoltura in granulati di polietilene. Le fiamme hanno interessato circa 1000 metri quadrati di materiale plastico stoccato all'aperto. 2 lavoratori rimasti lievemente intossicati dai fumi sono stati assistiti
assistiti dai vigili del fuoco e poi trasferiti in ospedale dal personale del SUEM 118 per ulteriori accertamenti. Massiccio il dispiegamento di forze sul posto, 23 operatori con squadre provenienti da Cittadella, Padova, Vicenza e Borgoricco. Il rapido intervento ha permesso di contenere il rogo e soprattutto di evitare che l'incendio si estendesse ai capannoni e agli impianti produttivi dell'azienda. Le operazioni di spegnimento e bonifica anche in queste ore, mentre i tecnici dei vigili del fuoco sono al lavoro per ricostruire l'origine dell'incendio. Ecco, le fiamme hanno intaccato, sono partite all'esterno, hanno praticamente distrutto tutta l'area esterna dell'azienda, hanno parzialmente intaccato anche lo stabilimento. Si può fare già la conta dei danni? Sì, la conta dei danni è attualmente molto sommaria, pensiamo sia intorno ai milioni di euro. Tra l'altro la prima volta, diceva, in più di 50 anni che avete questa azienda che si verifica una cosa del genere. Sì, siamo veramente poco abituati all'incendio, nel senso che io non l'ho mai visto praticamente, è la prima volta che ci succede e anche lì non capiamo l'origine. Insomma, Cristian, adesso si cercherà, i tecnici dei vigili del fuoco andranno a fare tutte le indagini, le verifiche per cercare di capire da dove possano essere partite le fiamme che, ripeto, si sono alzate altissime in cielo, visibili a chilometri di distanza. Si è fatta la conta dei danni, si cerca adesso di portare in totale sicurezza l'esterno del capannone della Grand Place 2001 qua a Grantorto. Per il momento è tutto, ti ricedo la linea. Grazie Vanessa, a te, ai tuoi ospiti e ad Andrea Benetti per la parte tecnica. Avete visto la distruzione di questo incendio. Noi adesso andiamo a Vicenza, alle scuole Zanella, perché un albero è caduto all'interno dell'area scolastica. Le mamme, i genitori, come ci racconta Luisa Bertini, sono in allarme. Siamo davanti alla scuola Zanella dove stamattina è caduto un grosso ramo dell'albero. Siamo insieme all'assessore Spiller, all'assessore Selmo. Che cosa è successo stamattina? Si erano circa le 7 della mattina quando un ramo di un bagolaro molto antico, perché dovrebbe avere circa un secolo di vita, si è staccato, schiantandosi quindi sul cortile interno della scuola Zanella. Subito è stata fatta la segnalazione, è intervenuta il MCPS, sono usciti anche i vigili del fuoco e poco dopo sono iniziate le operazioni per la rimozione del ramo caduto, ma successivamente continueranno tra oggi e domani per la rimozione completa di questo bagolaro che ha presentato appunto una cavità interna, diciamo, nel punto esatto in cui il ramo che si è schiantato si collegava al tronco. Ecco, ci sono monitoraggi continui e questi alberi quale sarà il futuro? Sì, MCPS per conto del Comune fa il monitoraggio di tutte le alberature di proprietà comunale, che sono circa 50.000 in città, chiaramente anche con un'attenzione speciale in quegli spazi dove frequentati da bambini o comunque da persone come le scuole e i parchi gioco. Tanto che nell'ultimo anno abbiamo fatto quasi 200 abbattimenti di alberi segnalati come critici, quindi quando dei tecnici ci segnalano delle situazioni pericolose non abbiamo remore e interveniamo immediatamente per ripristinare la sicurezza. Questo albero non era segnalato come critico, appunto abbiamo visionato proprio il punto dove il ramo si è staccato dal tronco, abbiamo visto che lì c'era un'infiltrazione dovuta a una vecchia potatura ma di molti anni fa che generava appunto un punto di accesso dell'acqua all'interno del tronco, causando un marciume proprio nel punto di innesto del ramo, e questo ha causato una minor tenuta statica di quel punto, del punto di innesto del ramo, e ne ha causato lo schianto improvviso. Assessore, al momento quanti bambini erano presenti in mattinata e che tipo di attività stanno facendo? Allora, il Plesso Zanella in questo momento ospita i centri estivi perché la scuola primaria è finita, una ventina di bambini dei centri estivi seguiti da educatori professionisti nella rete dei centri estivi comunali e circa una sessantina di bambini della scuola dell'infanzia Lattes che temporaneamente sono ospitati qui nel Plesso Zanella perché quest'estate finiscono i lavori al Plesso Lattes e i bambini torneranno nella loro scuola dell'infanzia a settembre di quest'anno. Ecco, c'è chi parla di tragedia sfiorata. Sì, non è successo niente, per fortuna, è venuto non in orario scolastico, non in orario educativo, però insomma i protocolli di sicurezza delle scuole e anche dei centri estivi sono molto rigorosi, sono sempre accompagnati, seguiti e monitorati i nostri bambini e le nostre bambine, e l'azienda specializzata che è venuta stamattina, che verrà anche oggi pomeriggio, farà una seria valutazione dello stato di salute dei plessi qui alla scuola Zanella, e la speranza è già la prossima settimana di poter riaprire sia i centri estivi che la scuola dell'infanzia.
Ecco, l'avete sentito, quindi monitoraggi ancora in corso per la giornata. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. Insomma, una situazione di assoluto pericolo, sono in corso, lo avete sentito da Luisa Bertini, i corsi estivi, i centri estivi, quindi davvero una tragedia sfiorata, lo possiamo dire. Com'è stata una tragedia sfiorata quella che si è consumata sulle strade di Padova? È un video diventato virale. Fortunatamente non ha avuto conseguenze la caduta durante il corteo delle 1000 miglia in Arcella a Padova, ma si indaga sulle cause probabilmente legate alla rotaia del tram e alla strada bagnata. È stato dimesso dopo gli accertamenti ed è tornato a casa il poliziotto motociclista protagonista del video che è diventato virale della caduta durante la sfilata della 1000 miglia in via Aspetti a Padova. Lungo il percorso l'agente ha improvvisamente perso il controllo della motocicletta durante l'operazione di scorta delle vetture storiche. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni della polizia locale, a causare la caduta sarebbe stata una combinazione di fattori. In particolare, la presenza delle rotaie del tram e il fondo stradale bagnato dalla pioggia avrebbero reso particolarmente insidioso il tratto di strada, provocando la perdita di aderenza del mezzo. Una situazione che può mettere in difficoltà anche motociclisti esperti, soprattutto durante un servizio operativo che richiede continui spostamenti e manovre per garantire la sicurezza della manifestazione. Ha suscitato molto scalpore a Padova il video girato sui telefonini di mezza città che riprende la scena in cui si vede la moto, dopo una breve corsa senza conducente, scontrarsi contro la sede della polizia locale, rischiando anche di investire 2 spettatori della storica carovana. Fortunatamente non ci sono state conseguenze tragiche di questo incidente. Sempre a Padova, dove uno spacciatore di 31 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato, bloccato in corso Tre Venezie mentre cedeva una dose di eroina addosso e in casa aveva altre 13 dosi e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente. Per lui è scattata la custodia cautelare in carcere. Erano giorni che alcuni residenti segnalavano movimenti sospetti in corso Tre Venezie a Padova. Martedì pomeriggio gli agenti della squadra mobile appostati in zona hanno visto tutto. Un nigeriano di 31 anni si avvicina a un italiano di 51 anni che lo aspettava per strada. Pochi secondi, banconote in cambio di un involucro. I poliziotti intervengono e bloccano entrambi. Nel pacchetto, venduto a 80 euro, circa 3 grammi di eroina. Ma la perquisizione sullo spacciatore fa emergere molto di più, altre 13 dosi per oltre 15 grammi complessivi e un ovulo con 10 grammi di sostanza da taglio, tutto sequestrato. Gli agenti si spostano poi nell'abitazione dell'uomo in via San Marco, dove trovano altro materiale da confezionamento con sigle scritte a pennarello. Indizi che ora gli investigatori stanno cercando di decifrare per risalire ai fornitori dello stupefacente. In questura l'identificazione conferma che il 31enne era già noto alle forze dell'ordine, arrestato in città nel novembre del 2024 per spaccio di eroina, condannato a 2 mesi e 24 giorni, era sottoposto all'obbligo di firma 3 volte a settimana. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. L'uomo si trova ora nella casa circondariale di Padova a disposizione della procura. Sempre ancora nuovamente nella città del Santo non mancano certo gli episodi di cronaca, la violenta aggressione ai poliziotti durante il mercoledì universitario del Portello. In manette è finito un tunisino di 43 anni, ben 3 gli agenti rimasti feriti. 3 poliziotti sono rimasti feriti riportando prognosi di 7, 3 e 2 giorni. Ad aggredirli un cittadino tunisino, 43enne, che ha seminato il panico in zona Portello a Padova. Sono le 23:40 di mercoledì sera quando le volanti della questura sentono urla e un fragore di vetri infranti lungo l'argine del Piovego.
Tra la folla della movida universitaria, gli agenti individuano un uomo che insegue le persone urlando con in mano una bottiglia rotta. Pochi istanti prima l'uomo si sarebbe avvicinato senza motivo a un ventenne, lo avrebbe afferrato per la maglietta e gettato a terra. Il ragazzo è riuscito a divincolarsi, ma l'aggressore avrebbe poi colpito con uno schiaffo una ragazza presente sul posto. Diversi giovani, spaventati, hanno allertato il 113. Quando i poliziotti hanno tentato di bloccarlo, l'uomo ha cercato di darsi alla fuga brandendo un coccio di bottiglia. Tutto inutile perché grazie all'arrivo di una seconda pattuglia lo straniero, che era riuscito anche ad ammaccare l'auto della polizia, è stato bloccato. A bordo della vettura l'uomo, un 43enne tunisino in Italia senza fissa dimora e irregolare, ha rotto a calci un finestrino ferendo un agente che è stato colpito a una spalla e portato in ospedale. A suo carico precedenti per spaccio o resistenza pubblica ufficiale, minacce e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Il 43enne è stato arrestato, a disposizione della procura e in attesa di giudizio, per poi essere collocato presso il CPR di Milano per essere espulso definitivamente dal territorio nazionale. Il questore di Padova, Marco Dorisio, ha ringraziato gli agenti coinvolti, sottolineando come il loro intervento abbia evitato conseguenze ben più gravi per l'incolumità pubblica. Anche il presidente della regione, Alberto Stefani, ha espresso solidarietà e vicinanza agli agenti feriti. Nella Marca trevigiana a Mogliano Veneto, Maranza in azione, che si filmano mentre accendono fuochi d'artificio e urlano nella piazzetta delle Corti Benedettine. Quindi a Mogliano Veneto le immagini riprese dai residenti sempre più esasperati. Nelle immagini eloquenti del telefonino si vedono 6 giovani radunati nella piazzetta di Corte Benedettina a 2 passi dal centro storico di Mogliano. Urlano, ascoltano musica ad alto volume e accendono una serie di fuochi d'artificio mentre si filmano con i cellulari. La scena si è verificata intorno alle 23. I botti hanno risuonato nel quartiere svegliando e allarmando molti residenti del vicino residence. Alcuni abitanti, esasperati dall'ennesima notte di schiamazzi, hanno deciso di documentare quanto stava accadendo e hanno chiamato i carabinieri. Quando la pattuglia è arrivata sul posto, però, del gruppo non c'era già più nessuna traccia. Questa mattina nella piazzetta erano ancora ben visibili i segni della serata, resti dei fuochi d'artificio esplosi, bicchieri abbandonati, mozziconi di sigaretta e bottiglie lasciate a terra. Secondo i residenti del residence Le Corti, non si tratterebbe di un episodio isolato. Da almeno 2 anni denunciano situazioni di degrado e disturbo della quiete pubblica. Di notte sono extracomunitari oppure anche bande di ragazzini dai 14 ai 16 anni che non mi spiego come possano essere alle 2-3 di notte ancora in giro, mangiano, bevono, bivaccano, lasciano poi tutto lì. Le scorribande, raccontano, avvengono soprattutto nelle ore serali e notturne, quando i gruppi di ragazzi si ritrovano per bere, ascoltare musica ad alto volume e fare confusione. L'altro anno invece qui davanti c'erano proprio bande di spacciatori che si accompagnavano pure a cani molossi, mastini, così. Adesso ci sono solo questi extracomunitari che bivaccano qui per pomeriggi interi, bevono, fumano, poi ubriachi fanno le risse. Si fanno i cannoni, si drogano, la gente vuole sicurezza. Il problema sai qual è? Che le persone normali, se fanno qualcosa che non va bene, subito vengono multate. Questi qua, drogati, eccetera, se la stampano sempre. Gli abitanti, esasperati da una situazione che definiscono ormai insostenibile, sostengono di aver segnalato più volte il problema alle autorità per avere maggiori controlli e una presenza più costante delle forze dell'ordine, soprattutto nelle ore serali, quando il quartiere risulterebbe meno sorvegliato. Nella Marca trevigiana, sempre nella Marca trevigiana, per una vicenda che vede protagonista un sedicenne che ha rischiato davvero grosso, è svenuto per aver bevuto troppi alcolici, un coma etilico, è stato salvato dalle manovre di soccorso dei carabinieri, è accaduto ad Altivole e vittima per l'appunto è un sedicenne.
Tragedia sfiorata dal Tivole, dove un sedicenne è stato colto da malore dopo aver bevuto alcolici acquistati con gli amici. A salvarlo l'intervento dei carabinieri di Riese Pio X, che hanno notato il giovane steso a terra, immobile, privo di sensi, con una grave ferita alla testa e che rischiava il soffocamento. Immediatamente i militari, grazie alla loro preparazione, hanno praticato le manovre di primo soccorso, liberando le vie respiratorie del giovane e mettendolo nella posizione corretta in attesa dell'intervento dei sanitari del SUEM. Trasportato all'ospedale di Castelfranco Veneto, al sedicenne sono state riscontrate una grave intossicazione da alcol, la perdita di coscienza e la ferita che si è procurato cadendo a terra. Sull'episodio sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri, ma gli alcolici sarebbero stati assunti dal giovane dopo l'acquisto avvenuto in un altro comune insieme ad alcuni amici. Un ringraziamento per l'intervento dei carabinieri del 118 è arrivato anche da parte del sindaco Dorino Zilio. Nel Vicentino minaccia con una mannaia il gestore e i clienti di un bar, poi fugge, è stato individuato e denunciato dalla polizia locale. Una serata in un bar di Contrape de Muro San Biagio a Vicenza viene rovinata quando arriva lui, un 48enne con precedenti e già noto alle forze dell'ordine, che comincia a discutere molto animatamente con alcuni clienti del bar finché il titolare del locale riesce ad allontanarlo. L'uomo però torna dopo 10 minuti con una mannaia dalla lama lunga 12 centimetri con cui minaccia di morte i presenti. Con l'aiuto di un militare americano fuori servizio il titolare del bar riesce a disarmarlo e chiama la polizia locale, ma l'uomo si dà alla fuga. Gli investigatori però portano alcune foto al gestore del locale e lui riconosce l'aggressore. In questo modo il 48enne è stato rapidamente individuato dalla pattuglia antidegrado della polizia locale in via Roma e denunciato per minacce e possesso di una mannaia. Si è aperto ufficialmente ieri in Corte d'Assise a Treviso il processo per l'omicidio di Lorenzo Cristea, il ventenne di Trebasele, ucciso a coltellate il 4 maggio del 2025 a Castelfranco, poco lontano dall'uscita della discoteca Baita al Lago, uno degli episodi più violenti della cronaca recente. Sarà un maxi processo, sono infatti quasi un centinaio i testimoni chiamati a deporre in aula da pubblico ministero e legali della difesa. Imputati di concorso in omicidio volontario, tentato omicidio e lesioni personali sempre in concorso sono due giovanissimi anche loro, il ventenne Badr Rouaji e il 22enne Taha Bennani. E ci sarebbe un arresto per l'omicidio in Mozambico di Monsignor Osorio, un sacerdote locale che avrebbe assoldato un uomo per ucciderlo. Questo il retroscena, addirittura un sacerdote locale che avrebbe assoldato un uomo per ucciderlo. Oggi intanto a Quelliname i funerali del vescovo che aveva a lungo vissuto e operato nel Trevigiano tra le diocesi di Vittorio Veneto e Treviso. Un sicario assoldato da un sacerdote locale contrario alle riforme che Monsignor Osorio voleva introdurre a livello pastorale e amministrativo. È lo scenario che i media locali delineano dell'uccisione del vescovo 54enne avvenuta sabato nella sua residenza. Mandante è un giovane prete mozambicano, padre Novais, che sarebbe già stato fermato dalle forze dell'ordine e posto in custodia cautelare. Monsignor Osorio Citora Afonso, vescovo di Quellimane in Mozambico, era stato trovato ucciso sabato scorso con un colpo di arma da fuoco, una vera e propria esecuzione secondo le autorità locali per mano, stando alla ricostruzione che emerge in queste ore, di un sicario che per un paio di giorni si sarebbe nascosto nella residenza. Sempre lì venerdì sera durante una festa sarebbero stati distribuiti dei drink con sonniferi così da stordire i presenti nella residenza episcopale. Non è chiaro un eventuale coinvolgimento delle guardie presenti. Conferme o smentite ufficiali dalle autorità locali ancora non ce ne sono. Notizie che arrivano mentre nelle diocesi della Marca, dove padre Osorio era conosciuto per essere stato superiore dal 2014 al 2016 di Casa Amilaico a Nervesa, ci si prepara a celebrare le 2 veglie di preghiera in sua memoria il 18 e 30 giugno, presiedute dai vescovi di Vittorio Veneto e di Treviso Riccardo Battocchio e Michele Tomasi. Si allarga l'inchiesta della Procura di Belluno sull'appalto per la costruzione della cabinovia Polonio-Socrepes a Cortina. Tanto se ne è parlato negli ultimi mesi. Nel registro degli indagati è stato iscritto il 4° nome, quello di Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del Ministero dei Trasporti. L'inchiesta
L'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta sulla costruzione della cabinovia Pollonio-Socrepes a Cortina irrompe a Porta Pia negli uffici del Ministero dei Trasporti. Il quarto avviso di garanzia firmato dal procuratore capo di Belluno Massimo De Bortoli è per Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero e coordinatrice della struttura tecnica di missione del Dicastero di Matteo Salvini. Nelle scorse ore gli investigatori della Polizia di Stato hanno sequestrato computer e telefoni cellulari della dirigente, il cui nome si aggiunge a quelli dell'amministratore delegato di Simico Fabio Massimo Saldini, Valeria Cepu, responsabile unica di progetto di Simico, e Angelo Redaelli, legale rappresentante di Graffer SRL. Il filone dell'indagine riguarda le procedure di appalto dell'impianto che avrebbe dovuto essere pronto per i Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina e non è mai entrato in funzione. Toscana di origine ma cresciuta a Verona, Elisabetta Pellegrini, laureata in ingegneria civile, è stata la prima e unica donna direttrice di area in Regione Veneto, dove nel 2017 approdò per seguire il progetto della Pedemontana ed è anche la prima donna chiamata a guidare la struttura tecnica di missione del Ministero dei Trasporti con il compito di programmare le risorse e la scelta delle opere strategiche e prioritarie su cui investire. Appresa la notizia dell'avviso di garanzia al suo braccio destro, il ministro Matteo Salvini ha affidato a una nota il suo commento in cui si legge che le Olimpiadi Milano-Cortina rappresentano un successo straordinario riconosciuto anche all'estero, frutto di anni di lavoro mio, scrive Salvini, e di un'intera squadra di cui ha fatto parte anche Elisabetta Pellegrini, che si è distinta per impegno e laboriosità. Sono certo, conclude il ministro, che le indagini confermeranno la piena legittimità di tutti gli atti. Intanto le Fiamme Gialle, sempre di Belluno, hanno contestato un'evasione per circa 130.000 euro a una fantomatica associazione sportiva di Auronzo di Cadore, dietro alla quale si celava in realtà una vera e propria attività commerciale sconosciuta al fisco. Un bar tavola calda completamente sconosciuto al fisco accade ad Auronzo e a contestare redditi non dichiarati per circa 130.000 euro accumulati in 3 anni sono stati i finanzieri della locale tenenza dopo accurate indagini nei confronti di una sedicente associazione sportiva dilettantistica, rivelatasi una vera e propria attività commerciale che somministrava in via esclusiva alimenti e bevande destinati a qualsiasi utente al di fuori delle norme tributarie. L'attività ha consentito di appurare che l'esercizio commerciale non aveva partita IVA e quindi non teneva le scritture contabili obbligatorie, non aveva il registratore telematico e non aveva presentato le dichiarazioni fiscali ai fini delle imposte dirette, dell'IVA e dell'IRAP. I finanzieri hanno scoperto che l'esercizio aveva gestito anche 3 slot machine, incamerando ulteriori ricavi sottratti all'imposizione erariale. La verifica incrociata dei dati ha definito la reale portata dell'attività occulta. L'Agenzia delle Entrate ha già emesso gli avvisi di accertamento relativi alle contestazioni mosse nei confronti del legale rappresentante della fantomatica associazione sportiva. Oggi è il giorno dello sciopero delle polizie locali, uno sciopero clamoroso, per certi versi anche inedito. È da decenni che il corpo delle polizie locali chiede una legge di riforma e tanto altro, ma lo vedo pronto e collegato il nostro Lucio Zanato con il comandante della polizia locale del Coneglianese Claudio Manlamace. Buongiorno Lucio, che giorno è questo a Conegliano, che tasso di adesione c'è, insomma raccontaci tutto, perché è un giorno significativo questo per gli uomini e le donne delle polizie locali. Lucio. Sì, allora chiediamolo direttamente al comandante, insomma come sta andando. Ma direi che la partecipazione allo sciopero è sicuramente significativa, perché abbiamo i 2/3 del comando che ha aderito, naturalmente il terzo che non ha aderito sono quelli precettati, perché essendo un servizio essenziale abbiamo dovuto appunto garantire il servizio minimo. È uno sciopero epocale e speriamo insomma che con i cortei che ci saranno a Roma si dia anche voce alla categoria, perché è una categoria che ormai da anni soffre. Ricordo che la polizia locale vantava un esercito di 60.000 uomini e donne in tutta Italia e attualmente invece siamo scesi a 48.000.
e questo purtroppo pregiudica tanto la qualità del servizio offerto ai cittadini. Perché questa riduzione? Naturalmente perché dobbiamo sottostare a quelli che sono i vecchi patti di stabilità o i attuali equilibri di bilancio per quanto riguarda la spesa del personale degli enti locali. Quindi non si può superare determinati budget di spesa del personale nonostante magari le amministrazioni siano virtuose e abbiano delle risorse da poter investire in sicurezza, però la spesa del personale deve essere contenuta e questo ha fatto sì che negli anni gli organici si riducessero in maniera sensibile, appunto arrivando a un deficit di 12.000 unità in tutta Italia, che non sono poche. Ecco, quindi voi di fatto chiedete di rivedere un po' queste norme. Sì, questa è una delle tante, ma le più importanti poi riguardano le tutele, nel senso che un agente di polizia locale nel compimento dei propri doveri d'ufficio e compiti d'istituto, nel momento in cui dovesse subire delle lesioni o comunque avere delle problematiche anche di carattere giudiziario che naturalmente quando si è in operatività possono capitare, non abbiamo le stesse tutele che hanno le forze dell'ordine a ordinamento statale, quindi parliamo di polizia, carabinieri, guardia di finanza. Quindi quello che si chiede sostanzialmente non è l'universo, ma soltanto una parificazione, perché oggi la polizia locale svolge praticamente gli stessi compiti che svolgono le altre forze dell'ordine o comunque lavora in sinergia, in affiancamento e questo soprattutto naturalmente nei comandi più strutturati nelle città medio-grandi. Capisco che ci sono ancora tanti comuni dove magari hanno una o due persone della polizia locale, quindi sicuramente non possono svolgere un servizio di polizia tout court, però bisogna comunque guardare avanti. Ci sono delle forme come quella che abbiamo attuato noi qui a Conegliano, ma anche ormai da decenni tante altre realtà di associazioni di comuni per quanto riguarda la polizia locale, il servizio di polizia locale. Ci sono tante forme, siamo partiti con i consorzi, siamo passati per le convenzioni e addirittura ci sono anche diverse unioni. Quindi le forme per svolgere in maniera associata il servizio ci sono, naturalmente bisogna renderle obbligatorie sotto determinati limiti di personale che ha il corpo. Ecco, se non hai domande ti restituisco la linea. Lucio, grazie, davvero molto chiaro il quadro che ci ha fornito il comandante della polizia locale Claudio Mallamace. Lo avete sentito, la maggior parte degli agenti, perlomeno a Conegliano, sta scioperando, ma vi posso dire che le adesioni, il tasso di adesione è alto un po' ovunque. Questa sera ovviamente nel corso dei nostri telegiornali faremo il punto, l'ha definita una giornata epocale lo stesso comandante Mallamace. Vi do questa notizia in tempo reale: elicottero precipita sul Lago Maggiore, un morto e 3 feriti. Era da poco partito, decollato da una villa della zona, quindi c'è questo fronte di cronaca che ci porta appunto sul Lago Maggiore. Facciamo così qualche istante di pubblicità e poi ritorniamo. Abbiamo ancora dei collegamenti aperti con il territorio. Rientriamo in diretta in questa giornata densa di fatti. Ci siamo occupati di vari casi. Abbiamo iniziato questa prima edizione, possiamo aiutarci con il Gazzettino online. Abbiamo aperto con la tragedia di Mattia Testi, il 19enne che si è cercato per una settimana senza sosta tra Spinea, Mestre, Chirignago. Il suo corpo è stato trovato in un parco proprio di Spinea e a
confermare questo tragico ritrovamento è stato il papà del giovane che appunto si sarebbe tolto la vita. È stata poi trovata senza vita l'escursionista che era scomparsa dalla valle di Seren. La donna non si era presentata in un albergo a Lano di Piave dopo il cammino retico, anche per lei un triste epilogo. Torniamo alla giornata di ieri, perché è stata una giornata di passione lungo la 4 per un incidente, un tamponamento tra due tir e un furgone a metà pomeriggio, questo tra Cessalto e Noventa di Piave in direzione Trieste. Ampia è stata la mobilitazione di uomini e mezzi, da Treviso si è alzato in volo l'elicottero del SUEM 118, sul posto polizia autostradale e vigili del fuoco da San Donà, Motta di Livenza, supportati dall'autogru e dall'autobotte della sede di Mestre. A rimanere ferito è stato l'autista di uno dei mezzi coinvolti, che è stato prima estratto dalle lamiere, poi elitrasportato all'ospedale di Mestre. È ancora grave tutt'oggi, ma fuori pericolo di vita. Il tratto, lo vedete, è stato chiuso con il congestionamento della viabilità secondaria, andata letteralmente in tilt. La situazione è tornata nella norma solo in serata. Le immagini che vedete riguardano via Calstorta Cessalto, dove è dovuto intervenire anche il sindaco Emanuele Crosato, che ha chiesto l'intervento della polizia autostradale, contattato i comuni vicini. Disagi anche in zona Grassaga di San Donà di Piave. Poi i navigatori satellitari fanno il resto e portano i mezzi pesanti in stradine di campagna. Quindi è stato un pomeriggio difficile per tutta la zona. Collegato a questo c'è il tema della velocità, della sicurezza stradale tout court, che è tornato in questi giorni di prepotenza da un lato, perché c'è stata una catena lunghissima di incidenti stradali con esito letale, 5 i centauri morti in appena 3 giorni. Dall'altro lato il decreto Salvini sugli autovelox, che sembra riaccendere i dispositivi dopo un lunghissimo braccio di ferro. Sapete la questione, la distinzione tra omologazione e autorizzazione degli autovelox. Fatto sta che sono pronti a riaccendersi soprattutto gli autovelox lungo le strade del mare. Abbiamo interpellato per questo diversi sindaci. A stretto giro ne metteremo 2 sulla statale 14, uno in andata e uno in ritorno nel tratto Portegrandi Tessera Canoghera. I primi effetti del decreto Salvini sugli autovelox potrebbero vedersi sulle strade che portano al mare e, visto il periodo, non potrebbe essere altrimenti. Più in generale, per il sindaco di Quarto d'Altino è una questione di urgenza. Quando sono andato in ANAS per chiedere che fossero installati, mi hanno addirittura ringraziato, perché sono consapevoli che nei punti in cui abbiamo richiesto effettivamente c'era bisogno. Purtroppo sono avvenuti degli incidenti mortali e questo è l'unico sistema di deterrenza. Stesso copione a Meolo, dove il comune è pronto a riattivare uno degli autovelox più noti e contestati, quello sulla Treviso Mare, linea condivisa dai vicini trevigiani. Anche a Roncade ne abbiamo in progetto uno sui 90 km/h proprio lungo la Treviso Mare, dove anche un mese e mezzo fa c'è stato un incidente, per fortuna non mortale, ma ce ne sono stati altri negli anni passati di mortali. Quindi ci sono alcuni punti del territorio che devono essere presidiati. L'aria non cambia dal Terraglio alla Postumia. In tanti stanno studiando il nuovo decreto, che fissa di fatto una procedura unica per l'omologazione dei dispositivi. Noi naturalmente attendiamo che esca nella Gazzetta Ufficiale, proprio perché siamo e facciamo parte di quei comuni che hanno la possibilità di avere il prodotto omologato. Non è che si vuol far cassa, ma si vuole solo esclusivamente avere questa possibilità perché si salvino le vite. Un processo graduale che mira in un primo momento a verificare le attuali strumentazioni ed eventualmente, nel caso non siano conformi, procederemo a un nuovo acquisto. Un nuovo acquisto perché si parla non solo di autovelox, ma si parla di sicurezza urbana. Fuori dal coro Ivano Durigon, sindaco di Quinto di Treviso, che per scelta non ha autovelox in dotazione né ha intenzione di acquistarli, meglio T-Red e controlli mirati.
Lo strumento autovelox serve anche per la sicurezza, l'importante è che non si esageri, che non serva solo a fare cassa in determinati posti, perché è certo che là non si possono rispettare i limiti di velocità, quindi credo vanno usati col giusto modo. Grande attesa per la festa del Santo a Padova, ci siamo domani 13 giugno nella città del Santo. Sono attesi migliaia di fedeli per una giornata di devozione. Facciamo il punto con la nostra Valentina Visentina. Siamo all'interno della Basilica di Sant'Antonio che si sta preparando per la grande festa di domani del 13 giugno, la festa del Santo. Qui con me padre Antonio Ramina, rettore della Basilica, per raccontare anche questi giorni che precedono la festa, con una tredicina che ha visto il pellegrinaggio di tante diocesi del nord-est e di tanti fedeli. Siamo arrivati all'ultimo giorno di questa tredicina, domani la grande festa. Certamente abbiamo avuto modo di accogliere tantissime persone, non solo dalle diocesi del Triveneto, che sono un po' le invitate speciali a questo cammino, ma pellegrini davvero di tutto il mondo. Quest'anno abbiamo avuto una grande presenza da parte di Francia, Est Europa, India, Indonesia, quindi davvero un volto universale, quello che si raccoglie attorno alla tomba di Sant'Antonio, trovando in lui un amico, un compagno di viaggio fedele. Così come universale il messaggio di Sant'Antonio, ma anche quello di San Francesco, perché quest'anno il tema della tredicina ha riguardato queste due figure in occasione degli 800 anni, perché ricorre l'anniversario degli 800 anni della morte di San Francesco, due figure unite in un amore per Cristo e per una Chiesa a fianco delle persone più in difficoltà, e per i poveri e per i fragili. Non sempre si ricorda che Sant'Antonio era appunto un frate francescano, dopo essere stato agostiniano sceglie di seguire il Vangelo sull'ispirazione del santo di Assisi, e quindi le loro spiritualità sono proprio accomunate da un medesimo amore per la pace, per la povertà di cuore, per il desiderio di annunciare il Vangelo prima di tutto con la loro stessa vita più che con le parole, anche se sappiamo che la parola di Sant'Antonio era una parola davvero forte, potente, in grado di convertire i cuori, in grado di intercettare davvero tutti, senza distinzione di classe, un po' come stiamo vedendo in questi giorni, Sant'Antonio che attira a sé sotto il suo sguardo persone di ogni provenienza, di ogni classe, in grado di parlare, di accogliere, di ascoltare tutti. Domani il 13 giugno la grande festa che culminerà con la processione, una giornata di grande emozione e devozione che come ogni anno Rete Veneta seguirà in diretta insieme anche ad Antenna 3 Lombardia, e sarà visibile anche su tutti i canali social della Basilica di Sant'Antonio. È anche un modo, padre Antonio, per avvicinare e far entrare nelle case delle persone che sono lontane e che non possono venire qui fisicamente in Basilica a vivere le emozioni di questa giornata. È un modo prezioso che i mezzi di comunicazione ci danno la possibilità di percorrere. Antonio non solo accoglie le persone che fisicamente vengono qui in Basilica, ma anche tutti gli amici, i pellegrini, i fedeli che dalle loro case possono mettersi in contatto con noi, sentirsi in comunione con la grande famiglia antoniana sparsa nel mondo. Vi do un aggiornamento, parlavamo prima di incidenti, una settimana nera, c'è stato un incidente stradale particolarmente grave a Istrana, moto contro auto, padre e figlio sbalzati di 10 metri, 3 feriti in un grave incidente stradale avvenuto in via Francesco Baracca. Il papà con il figlio di 10 anni sono stati ricoverati al Cafoncello, l'automobilista, come afferma il quotidiano online diretto da Nicola Cendrone, è stato portato a Castelfranco Veneto in ambulanza. Al momento vi posso dire nessuno risulterebbe fortunatamente in pericolo di vita, ma resta un tema e resta chiaramente un periodo nero. Vi do un lancio di agenzia non prettamente locale. Donald Trump ha la 7, lo possiamo vedere, abbiamo vinto la guerra, l'Europa è irrilevante. Sullo sfondo c'è questo accordo che è stato trovato con l'Iran, e quindi Donald Trump che canta vittoria e che lancia una stoccata pesantissima
all'Europa. Di questo parleremo tra l'altro fra pochissimo in Ecovisioni con Andrea Ferrazzi, con il professor Carlo Carraro. Non potremo non partire da qui, quindi fra pochi minuti alle 13 in punto ci vediamo con Ecovisioni e partiremo dai temi della stretta attualità. A fra poco. Ecovisioni, torniamo in diretta qui su Antenna 3 per affrontare i nodi più attuali legati alla sostenibilità, all'ambiente, all'energia. Ormai lo sapete, è la cronaca di tutti i giorni, anzi è la cronaca anche delle ultime ore. Andrea Ferrazzi, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Oggi ci sono tantissimi spunti, devo dire. C'è questa dichiarazione di Donald Trump, non so se la possiamo rimostrare, Tony. Abbiamo vinto la guerra, l'Europa è irrilevante, dice, riferendosi all'accordo con l'Iran, perché sarebbe stato raggiunto questo accordo con l'Iran, però sappiamo che quando parliamo di Donald Trump non c'è certezza. Ferrazzi, cosa possiamo dire? Purtroppo il presidente attuale pro tempore, grazie a Dio, degli Stati Uniti ci ha abituato nel corso di questi anni a fare dichiarazioni su dichiarazioni, ha già concluso 9 guerre in tutto il mondo, secondo quello che ha detto lui, ha rapacificato il mondo intero e si ha come l'impressione che più che essere attento a quello che dice vuole essere semplicemente al centro dell'attenzione, dicendo tutto e il contrario di tutto. E il problema è che nel mente lui parla in questo modo e agisce in questo modo e il mondo è stato messo in grandissima difficoltà, perché le conseguenze che abbiamo pagato noi cittadini e le nostre imprese, anche solo per l'aumento del gas e del petrolio, sono costi inenarrabili. Nell'Unione Europea gli extra costi da appunto derivati, quindi da petrolio e da gas, ci sono costati in questa guerra di più di 3 mesi 600 milioni di euro al giorno. Si parla di extra costi, costi direttamente ricaduti nelle nostre tasche, nei nostri portafogli, oppure leggermente, diciamo, ammortizzati da interventi del governo che in Italia hanno speso milioni e milioni di euro, centinaia di milioni di euro per diminuire appunto l'impatto dell'aumento alle pompe della benzina e del gasolio, e a livello europeo sono costati molto di più. Insomma, una gestione veramente imbarazzante, diciamo così per non usare termini diversi, della politica internazionale. Peraltro questa situazione ha messo, dopodiché speriamo davvero che l'accordo sia concluso. Se è concluso nei termini in cui si dice, innanzitutto è un accordo che non sarebbe stato riconosciuto da Israele, il quale si tiene, ma il governo Netanyahu si tiene dunque a mano libera per continuare quello che sta facendo, cioè incendiare fondamentalmente il Medio Oriente, quindi tutto il mondo. E secondariamente pone in una condizione di vantaggio inaudito l'Iran. Li pone in una situazione di vantaggio economico, gli vengono tolte tutti, diciamo, i lacci e lacciuoli che erano stati posti nei suoi confronti, gli vengono aperti i conti delle banche in modo tale che gli ritornino. Diciamo che se l'obiettivo era quello di indebolire i Pasdaran, e ha fatto esattamente l'opposto. Questo ha fatto l'opposto, e tra l'altro non portando nessun vantaggio alla popolazione iraniana. Poi c'è da dire un'altra cosa, Ferrazzi, che se anche fosse stato raggiunto l'accordo, e ce lo auguriamo, gli effetti poi sulle nostre tasche, gli effetti del caro energia restano, cioè non è che finisce tutto all'improvviso, perché si è attivata una spirale. Assolutamente. Se c'è una cosa nel dramma positiva, diciamo così, se possiamo concederci questo termine, è che il mondo ha aperto gli occhi finalmente, speriamo in maniera permanente, rispetto al fatto che il modello energetico mondiale è una follia, che è bastato chiudere un 50 chilometri
di stretto, tanto è lungo e largo lo stretto di Hormuz, per mettere in ginocchio il sistema economico mondiale. Cioè il sistema mondiale basato fondamentalmente, essenzialmente sul petrolio e sul gas è del tutto, diciamo, illogico anche dal punto di vista economico, della sicurezza economica, della sostenibilità economica, non solamente ambientale. Speriamo di rendercene conto e di cambiare il modello. Diciamo che il re è nudo. Il re è assolutamente nudo, il modello del Novecento sul quale abbiamo sviluppato tutta la nostra economia è un modello vecchio, certamente è un business as usual che garantisce ancora grandissimi quattrini, profitti, extra profitti ad alcuni pochi grossi, diciamo, gruppi industriali e anche banche d'affari che ci hanno sguazzato con movimenti speculativi anche in queste settimane. Lo stesso Trump ha gestito direttamente, lui o suo figlio, più di 40 transazioni di borsa, lui personalmente, in questi mesi, guadagnando centinaia di milioni di dollari lui personalmente. E il problema è che modelli di questo tipo sono modelli che arricchiscono pochissimi e impoveriscono tutti noi. Favoriscono le oligarchie. Assolutamente. Allora, do il benvenuto, benvenuto al professor Carlo Carraro, che non ha certo bisogno di presentazioni, ma lo presento lo stesso, ordinario di Economia dei Cambiamenti Climatici alla Ca' Foscari, al CMCC, che è il centro, possiamo vedere anche l'home page, che è molto interessante, un sito molto interessante, che è il Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, già rettore a Ca' Foscari. Le chiedo, professor Carraro, quali prospettive abbiamo davanti? Lo scenario è questo, uno scenario di instabilità continua. Sul fronte energetico, che scenario abbiamo davanti? Beh, che scenario vogliamo scegliere più che altro, perché a questo punto la scelta la dobbiamo fare noi, non siamo passivi di fronte a una non possibilità di cambiare, come poteva essere negli anni 70, in cui l'alternativa al combustibile fossile, a fronte di quelle crisi energetiche che misero in difficoltà l'economia europea, non c'era. Oggi le alternative ci sono e sono così interessanti da essere quasi sempre meno costose dei loro predecessori fossili. Quindi la soluzione oggi non soltanto ce l'abbiamo davanti, ma la possiamo scegliere, e la possiamo scegliere perché conviene da un punto di vista economico, perché conviene da un punto di vista geopolitico. La riduzione dei rischi di cui avete parlato si ottiene attraverso delle scelte che permettano di abbandonare i combustibili fossili nella generazione energetica per usare essenzialmente le rinnovabili, che non vuol dire usare al 100% le rinnovabili. Il mix energetico complessivo e più articolato, ma sicuramente lo spostamento verso delle soluzioni di questo tipo, che ripeto sono anche più convenienti, quindi la scelta ce l'abbiamo davanti e basterebbe percorrerla più rapidamente per ottenere tutti questi benefici che abbiamo menzionato, incluso quello di pagare meno energia. Avremmo dovuto farla prima, già potevamo farla alla fine degli anni 10, quando fu lanciato il Green Deal europeo. Potevamo farla nel 22 col primo shock provocato dalla invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Non l'abbiamo fatto, abbiamo perso tempo, adesso dovremo accelerare in questa direzione. Mi pare che ci sia anche un consenso molto ampio sul fatto che questa sia la strada, perché anche Confindustria, piuttosto che il mondo della politica, si sta decisamente orientando verso questa soluzione. Anche il governo dovrebbe aiutare, invece che sussidiare il consumo di combustibili fossili, dovrebbe invece aiutare ad accelerare una transizione che è oramai inevitabile, solo che dobbiamo andare più in fretta, perché solo andando più in fretta tutti quei benefici vanno nelle tasche dei cittadini in tempi rapidi. Diciamo che il fattore tempo oggi come oggi è fondamentale. Tra l'altro parliamo sempre di Europa, adesso c'è questo piano per ridurre le bollette, i contatori intelligenti, le tasse per la luce più conveniente del gas, il famoso disallineamento. Basta tutto questo, Ferrazzi?
Diciamo che sono provvedimenti che possono essere utili, ma si tratta sia a livello europeo che a livello nazionale di assumere una politica strutturale di trasformazione, di transizione anche energetica. La transizione energetica verso le rinnovabili è una transizione, come diceva il professor Carraro, che innanzitutto è economica, perché l'energia che viene da fonti rinnovabili non è solamente ad impatto quasi zero ambientale, ma è a impatto bassissimo economico, costa pochissimo alle nostre tasche, questa è la verità. E i paesi che hanno investito per tempo in questa transizione ne stanno portando a casa i benefici. Se lei va a fine giornata a vedere nel sito, diciamo, dell'ente che si occupa del prezzo dell'energia nel nostro paese, va a vedere il PUN, cioè il prezzo unico nazionale, e lo confronta con gli altri paesi, vede che l'Italia sempre ha il prezzo dell'energia più alto d'Europa. Perché? Perché dipendiamo dal gas, questa è la verità, anche per produrre energia elettrica. Quasi la metà dell'energia elettrica che produciamo in Italia la produciamo bruciando gas. È chiaro il dato? Bene. Abbiamo invece, quindi siamo su 120-130 euro a megawattora. E altri paesi vanno a 30, 40, 50. Sono tornato qualche giorno fa dalla Danimarca, anzi l'ultimo diretta l'abbiamo fatto proprio dall'università, ero lì in collegamento, di Copenaghen. E beh, lì cosa hanno fatto? Stanno usando il vento. Il 57% dell'energia elettrica che producono e consumano quindi in Danimarca deriva dal vento. Va bene? Dal vento. E hanno dei benefici incredibili. Allora si tratta di decidersi, ben vengano tutte le ultime dichiarazioni da parte di molti mondi, addirittura quasi unanimemente al mondo politico, però si tratta di proseguire, anzi di accelerare, perché siamo indietro. Il nostro paese è indietro addirittura rispetto agli obiettivi che questo governo si era dato col cosiddetto PNIEC, cioè il Piano Nazionale Integrato di Energia e Clima. Siamo indietro rispetto agli altri paesi, produciamo metà del solare della Germania, che non è esattamente nell'equatore rispetto a noi, e questi sono dati abbastanza drammatici con i quali dobbiamo fare i conti e finalmente speriamo di cambiarli. Professor Carraro, le chiedo, si può recuperare questo tempo perso? Perché del tempo è stato perso. I nostri competitor hanno dimostrato negli ultimi anni di aver compiuto dei passi in avanti. Tante volte con lo stesso Ferrazzi parliamo della Cina, dei progressi fatti da altri paesi. Ecco, le chiedo, l'Europa ce la può fare a recuperare il tempo perso? L'Europa è molto diversa al suo interno e ci sono paesi che sono già sufficientemente avanti e lo si vede proprio dall'indicatore principe, il prezzo che pagano per l'energia, come diceva Andrea Ferrazzi un istante fa. Sì, il cosiddetto PUN da noi è circa 120-130 euro a megawattora, in Germania tra gli 80 e i 90, in Spagna tra i 40 e i 50 e così in Francia. Quindi abbiamo una grande diversità e poi abbiamo i paesi del nord Europa che hanno una situazione ancora molto favorevole. Noi siamo rimasti in ritardo perché non abbiamo usato nel modo opportuno le risorse che avevamo a disposizione, perché poi il problema è un problema di investimenti, non è un problema di costi. I costi, abbiamo detto, sono inferiori per queste tecnologie rinnovabili in primis, ma rinnovabili con sistemi di stoccaggio, rinnovabili con stoccaggio e reti, cioè nell'insieme di tutte quelle tecnologie e infrastrutture che ci servono per abbassare il costo dell'energia. Noi dobbiamo fare importanti investimenti che porteranno a un ritorno anche in tempi brevi di tipo economico. Le risorse finanziarie per questi investimenti da dove vengono in un paese che ha difficoltà di spesa avendo un elevato debito? Sono venute dal PNRR, ad esempio, e non l'abbiamo usato come avremmo dovuto usare, in un'altra occasione mancata. Per quello dicevo, già dal 19 avremmo dovuto intraprendere una traiettoria diversa e poi dal 22 altro segnale importante. Adesso nel 26 la chiusura di Hormuz e tutto quello che è seguito ci ha dato un ulteriore segnale importante. Le risorse la Commissione europea ce le ha messe a disposizione con le ultime recenti decisioni che ci danno la possibilità di investire tra i 13 e i 23 miliardi di euro in questa direzione. Dobbiamo usarli davvero, non perderli per strada o usarli in modo inopportuno come è successo
per il PNRR, oppure come è successo ad esempio con i ricavi del cosiddetto ITS, il ITS sovente criticato sbagliando nella stampa delle ultime settimane, in realtà fornisce diversi miliardi, tra i 4 e 5 miliardi all'anno all'Italia, che potrebbero essere investiti e dovevano essere investiti nel tipo di infrastrutture che ho appena menzionato. La cosa non è purtroppo successa, solo una piccola percentuale è finita a fare questi investimenti strategici e il resto è finito nel grande calderone del deficit pubblico. Ecco, lei professore dice una cosa specifica, serve investire, servono investimenti, la transizione comunque green ha dei costi. Qui però vedo un primo cortocircuito proprio di queste ore, perché mentre tutti dicono bisogna investire in nuove tecnologie, in green, in innovazione, la BCE alza il costo del denaro di 25 punti base, il tasso sui depositi sale al 2,25%. Lagarde che dice rischia il rialzo per l'inflazione e al ribasso per la crescita. Quindi noi ci muoviamo, professor Carraro, su un sentiero che è sempre più stretto da questo punto di vista. La Lagarde fa il suo mestiere e lo fa correttamente. Se il mestiere della BCE è proteggere dall'inflazione, fanno bene ad alzare il tasso di sconto per dare un segnale che questa volta, diversamente dal 22, la Banca Centrale Europea non lascerà correre un rischio inflattivo così importante, perché poi l'inflazione erode di nuovo gli stipendi e i salari delle persone. È questo che vogliamo evitare con una misura di questo tipo. Il tema è un altro. Questo incremento dei tassi è venuto, è stato deciso perché ci sono delle pressioni inflazionistiche generate dal problema a monte, dalla dipendenza dai combustibili fossili. Non ci fosse stata questa dipendenza non avremmo il problema. Certo, una parte è poco evitabile. Quando dobbiamo produrre fertilizzanti di quello abbiamo bisogno, ma un'altra parte è sicuramente più evitabile, come quella che abbiamo menzionato prima, per produrre energia. Possiamo usare tante leve per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e queste leve richiedono investimenti. Adesso gli investimenti costeranno un pochino di più. Non è una ragione per fermarsi, è una ragione per accelerare, perché in questo modo la prossima volta non avremo lo stesso problema. Questo è il tema, e qui veniamo al discorso di prima. Stiamo facendo un ragionamento circolare. Se non ci fosse stata l'azione di Trump nei confronti dell'Iran, se non si fosse innescata quella spirale perniciosa, chiamiamola così, da Hormuz, non saremmo arrivati a questo. Ma guardi, da parte Trump, della BCE. Tra le tante cose che ha detto, 2 giorni fa ha addirittura inneggiato all'inflazione. Trump ha detto molte cose, ha detto davanti all'Assemblea delle Nazioni Unite che il carbone è bello, ha detto adesso appunto che l'inflazione è bella, e addirittura ha detto che il deficit commerciale degli Stati Uniti è una cosa positiva, dopo che ha applicato dei dazi indiscriminati a tutti i paesi del mondo per realizzare invece esattamente l'opposto, cioè un surplus appunto commerciale degli Stati Uniti nei confronti di altri paesi. Quindi si fa fatica proprio anche dal di là si fa fatica anche a ragionare con l'irragionevolezza. Questa è la realtà dei fatti. Il problema è che Trump è presidente del più importante paese al mondo e quindi le sue scelte ricadono su tutti noi. E certamente il problema dell'inflazione però ce l'abbiamo noi e ce l'ha anche lui, e il suo tentativo adesso di correre ai ripari e di chiudere velocemente un accordo con l'Iran probabilmente è spinto anche da questo, perché l'aumento del prezzo alle pompe di benzina ce l'hanno anche i suoi cittadini, e le elezioni del midterm mancano 5 mesi, e i sondaggi lo danno in picchiata, e quindi è di ogni evidenza che cercherà appunto di trovare una soluzione. Diciamo che non aveva alternative Trump se non chiudere un accordo con l'Iran. Nel frattempo certamente lui e qualche suo amico finanziatore della campagna elettorale si è molto arricchito anche in queste settimane, su questo non c'è dubbio alcuno. È stato dimostrato da
al New York Times che grandi finanziatori del mondo del petrolio l'hanno aiutato in modo molto energico, diciamo questa parola, per la sua campagna elettorale, e ha restituito una parte importante, ha restituito direttamente per questa crisi, ha restituito anche aumentando di moltissimo ad esempio l'esportazione del gas naturale liquefatto. Ormai sono diventati i maggiori esportatori anche, quindi noi importiamo per lo più il gas dagli Stati Uniti, ancor più del Qatar in questi anni, con un incremento elevatissimo dal 2021 al 2025-26. Gli Stati Uniti sono i maggiori esportatori anche di petrolio al mondo e quindi hanno costruito attorno a questa crisi un posizionamento di dominanza. D'altro canto, e chiudo, è significativo che Trump ha voluto dal punto di vista dell'energia costituire quello che ha chiamato il Consiglio del Dominio Energetico, e il presidente di questo Consiglio del Dominio Energetico ha fatto un tour anche in Europa, anche in Italia, dicendo per esempio che l'Italia deve diventare l'hub del gas, non l'hub dell'elettricità, come stanno facendo altri paesi del sud-est asiatico, per esempio sfruttando il sole dell'Australia, e noi potremmo farlo lo stesso con l'Africa, no? Non so se mi spiego bene. No, l'hub del gas per tutta l'Europa e addirittura per l'Ucraina. Sono due modelli del tutto diversi. Il primo, possiamo dire, è folle anche dal punto di vista economico, e lo stiamo vedendo con grande drammaticità. È il caso che tutti ce ne accorgiamo, è il caso che il governo se ne accorga in maniera molto rapida e veloce e che si agisca di conseguenza. Nel dibattito sulle rinnovabili, sui nuovi modelli energetici è ritornato in maniera prepotente il tema del nucleare. Adesso si chiama nucleare sostenibile, è un tema che è ritornato anche in Parlamento, con la Camera che ha approvato di recente un disegno di legge e quindi che potrebbe consentire il ritorno del nucleare con nuove tecnologie, si dice, nel sistema energetico italiano. Professor Carraro, lei è persuaso da questa ipotesi? Cosa possiamo dire? Esiste davvero il nucleare sostenibile? No, l'uso delle parole purtroppo è sempre più mirato a coinvolgere le persone in operazioni che sono spesso a loro danno. In questo caso il nucleare è il nucleare, si parla di tecnologie tradizionali, il nucleare a fusione. Nella versione più evoluta parliamo di reattori in cui le scorie sono minimizzate oppure riutilizzate. Ma comunque si tratta di una tecnologia tradizionale di produzione di energia nucleare. Il fatto che il governo con questo decreto voglia essenzialmente informare la popolazione, fare una campagna di informazione, di sensibilizzazione in vista di un futuro referendum, ci sta. Il fatto che si possa continuare a fare ricerca e fare informazione non vedo sia un problema. Che poi questa sia una prospettiva concreta per introdurre il nucleare in Italia invece ho molti dubbi. Si parla molto di piccole centrali, cosiddetti piccoli reattori modulari. Difficile immaginare che questi possano essere collocati sul territorio italiano quando per fare quegli 8 gigawatt di energia che il governo ha messo nel PIEC servirebbero 40 reattori, la media di produzione di 200 megawatt ciascuno. Sono 40 reattori da distribuire sul territorio italiano, 2 per provincia, 2 per regione. Mi sembra altamente improbabile che succeda una cosa del genere. Allora pensiamo ai grandi reattori, vogliamo costruire o far ripartire 3 grandi reattori? C'è un problema di tempi, c'è anche con i piccoli, non c'è nessun prototipo oggi attivo di piccolo reattore nucleare. I tempi perché queste produzioni siano effettivamente operative sono lunghi, così come sono lunghi i tempi per le centrali più tradizionali. Le ultime centrali in Finlandia e in Inghilterra
hanno richiesto tra i 12 e i 15 anni per entrare sul mercato. Tempi decisamente lunghi, e nel frattempo da qui al 2040 avremo una forte crescita dell'energia a cui dovremo far fronte sicuramente con le rinnovabili. Non abbiamo alternative se non vogliamo pagare troppo l'energia. Quindi, e poi diciamo, c'è un problema professore, costi. Comunque il nucleare va a costare di più, molto di più delle rinnovabili, quindi è difficile da fare, i tempi sono lunghi, l'accettazione sociale è molto limitata e per di più costa di più. Davvero complicato. Ma per questa le chiedo, lei appunto è uno dei massimi economisti, perché il mondo industriale invoca con forza questi mini reattori nucleari? Perché insomma la stessa associazione degli industriali la chiede più volte a gran voce, questa svolta. Perché il mondo dell'impresa o comunque parte del mondo dell'impresa è affascinato da questa ipotesi? Perché il timore è che con le rinnovabili non riusciamo a fare il 100% della generazione, perché ci sono degli usi industriali, soprattutto in alcune industrie, dall'acciaio al cemento, dalla carta alle ceramiche, in cui le temperature richieste non sono garantibili attraverso energie rinnovabili. Ci serve un'altra soluzione, quindi una soluzione basata su un'energia che non abbia emissioni, quindi non più gas, ma che sia comunque in grado di garantire questa produzione di energia. E il nucleare sembra essere l'alternativa ideale per questo 15-20% di produzione di energia rimanente in un mix energetico che sarà comunque dominato dalle rinnovabili. Quindi per le industrie particolarmente energivore. Non è un motivo infondato, quindi la richiesta non è infondata. Okay. Il problema è che la soluzione non sembra percorribile, quindi potremmo tentare di immaginare altre soluzioni per raggiungere quell'obiettivo. Quella del nucleare mi sembra tra le più difficili da percorrere. Questo è un tema, le industrie energivore nella transizione green, e sappiamo che ce ne sono diverse anche sul nostro territorio, sono un po' il cuore del manifatturiero. Ferrazzi. Sì, questo è un tema vero, c'è da dire che per esempio sull'acciaio già si sono sviluppate delle tecnologie molto sostitutive e molto interessanti, aumentando appunto la densità energetica, e che consentono dunque di superare alcuni di questi problemi. Non c'è dubbio alcuno, però vede, nel 2025 fatto 100 l'investimento a livello mondiale per le produzioni di energia, l'85% è andato per aumentare la produzione da fonti rinnovabili, cioè è il mercato che sta dicendo questo. L'Agenzia Internazionale del Nucleare stabilisce che nel 2030 arriveremo al 4-5% di produzione nucleare rispetto alla produzione mondiale, ma lo stesso governo col piano sul cosiddetto nucleare sostenibile stabilisce che nel 2050 avremo dal 10 all'11% partendo ad oggi, capisce? Partendo ad oggi. Quindi si faccia naturalmente la ricerca, si faccia la ricerca sulla fissione, si arrivi a questa cosiddetta quarta generazione con l'advanced appunto reactors che oggi non ci sono, si faccia la ricerca sulla fusione nucleare, però certamente lo sanno tutti, lo sanno anche gli industriali, per abbattere le bollette e lavorare sulla competitività del nostro sistema non è questo il modo, perché i tempi sono appunto almeno di 15-20 anni della costruzione. In un paese, io da vicepresidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulle ecomafie, ho visitato i siti dove noi abbiamo depositato le nostre scorie nucleari. Guardi, non riusciamo a trovare nemmeno un sito, e lo stiamo provando da 30 anni, per depositare quelle che abbiamo prodotto quando si produceva il nucleare. Il governo nel 2023 ha lanciato un bando volontario ai comuni dicendo: siete disponibili ad accogliere il luogo, appunto il posto fisico nel nostro comune? Risposte zero. Trissino era l'unico che aveva nei meandri una decisione positiva, ne ha approfittato per ritirare. La dimostrazione plastica. Questo è il dato. Allora noi dobbiamo essere pragmatici.
non ideologici, mai trasformare le questioni in dibattito di politichese magari per far dimenticare altri problemi o per prendere 2 voti in più domani. Dobbiamo essere pragmatici, dobbiamo raccontare i fatti, i dati, i numeri, perché l'economia ha bisogno di risposte serie. Grazie Andrea Ferrazzi, grazie al professor Carlo Carraro. Ferrazzi. Peraltro posso aggiungere una cosa, il piano del governo stabilisce che non ci deve essere un euro di spesa pubblica. Allora, ieri ero a Mantova a un incontro c'erano molti CEO di grandi aziende italiane e chiedevo, c'è qualcuno dell'energia, qualcuno di voi è disponibile a mettere oggi 5-10 miliardi di euro di investimento su un investimento che avrà un ritorno forse tra 15 anni, in un mondo tra 15 anni che dal punto di vista energetico sarà totalmente trasformato? Mi hanno guardato e hanno sorriso dal palco. Quindi insomma il sondaggio lei l'ha già fatto, Ferrazzi. Professor Carraro, grazie ancora per la disponibilità. La prossima volta, Ferrazzi, la prossima volta avremo con noi Francesco Profumo, attualmente presidente EasyBank, già ministro dell'istruzione e dell'università, già presidente della fondazione Kessler e tante altre cose. Parleremo con lui specificatamente della finanza sostenibile oggi. Sta funzionando, non sta funzionando, qual è il modello di sviluppo per il futuro. Grazie ancora Ferrazzi, grazie alla regia di Tony Esposito e Antonio Poll. Noi rientriamo in diretta alle 18:25 con l'edizione regionale dei nostri telegiornali, 19 Venezia, 19:30 Treviso con Belluno. Subito dopo la sigla c'è Casa Pappagallo con le ricette del giorno. Alle 4:15, alle 16:15 il film Tumble Down, film statunitense del 2015, quindi rimanete su Antenna 3, buon proseguimento.